Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. La morte in piscina di Simona Cinà è stato un incidente. La Procura di Termini Imerese ridimensiona i dubbi dei familiari che replicano: diteci che cosa le è successo. A Santa Croce Camerina nel Ragusano, risse e tentate estorsioni tra famiglie per debiti di droga. Per accaparrarsi i soldi e anche minacce via social, 2 arresti, 3 ordinanze. A Caltanissetta finito l'incubo dei furti in casa con la colla. Denunciati i 2 georgiani che fissavano le porte con gli stipiti per essere certi che negli appartamenti da svaligiare non ci fosse nessuno. Catania, svolta epocale sui rifiuti. Per la raccolta differenziata arrivano nei condomini con più di 30 famiglie i cassonetti con le ruote, i carrellati. Nelle spiagge di Palermo è guerra di tornelli. Il comitato Liberiamo Mondello e il deputato Lavardera vogliono abolire i dispositivi di ingresso negli stabilimenti e protestano contro il monopolio dei lidi da parte di pochi concessionari privati. Dopo il caso Viviano, il giornalista ha trasportato in motoape con il femore fratturato, scoperta. A Stromboli le ambulanze ci sono 2, ma non riescono a circolare nelle strade troppo strette dell'isola. Bel canto a Trapani, successo per una Carmen rivoluzionaria, andata in scena al Teatro Di Stefano. Sciacca rende omaggio a Caravaggio al Teatro Samonà, mostra evento con 22 opere del maestro del chiaroscuro. Calcio nel Palermo, Gomez lancia la supersfida con City, Gomis potrebbe restare come primo portiere. A Catania domenica al Massimino, primo contatto con i tifosi, ci sarà anche Pelligra. Bentrovati. Per la morte di Simona Cinà, la Procura di Termini Imerese irrompe il silenzio e smonta la ricostruzione dei familiari. Alcolici e vestiti c'erano, sono stati sequestrati, i ragazzi hanno collaborato. Resta però ancora una domanda senza risposta. Com'è morta Simona? Giovedì l'autopsia. Emanuela Corsi. Sarà l'autopsia, fissata per giovedì, a chiarire le cause della morte di Simona Cinà, la pallavolista trovata senza vita in piscina durante una festa di laurea a Bagheria. La Procura di Termini Imerese, che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, rompe il silenzio e fornisce una prima ricostruzione che di fatto smentisce quella resa dai familiari, smontando la tesi di una morte misteriosa. Gli alcolici c'erano e sono stati sequestrati. I ragazzi si sono accorti del corpo della ventenne esanime sul fondo della piscina in un angolo distante e poco illuminato, e almeno in 2 si sono tuffati nel tentativo di prestarle soccorso. E ancora, tutti i ragazzi, sentiti come testimoni, hanno avuto un comportamento collaborativo. Sui vestiti, inoltre, la procura precisa che non sono scomparsi, ma anche quelli sono stati sequestrati dai carabinieri. Allo stato attuale, quindi, per i PM non ci sono elementi che fanno ipotizzare che qualcuno abbia alterato la zona dove sono accaduti i fatti, facendo scomparire oggetti. Nessuna omissione, nessun giallo allora, anche se c'è una cosa da chiarire. La più importante: com'è morta Simona? Una risposta che pretende soprattutto la famiglia, che attraverso i legali replica: desideriamo solo sapere la verità. Non cerchiamo un colpevole o la prova che necessariamente sia avvenuto qualcosa di anomalo. Per gli investigatori l'ipotesi ritenuta privilegiata resta quella di un malore o di un incidente, senza però la responsabilità di altre persone. L'esame autoptico sarà fondamentale per capirlo. A Santa Croce Camerina, nel Ragusano, risse tra famiglie per un debito di droga e c'è pure una tentata estorsione. E i carabinieri scoprono anche lo scambio di minacce via social per accaparrarsi i soldi. 2 arresti, 3 ordinanze. Veronica Barbarino.
Minacce e violente risse in pieno centro per un presunto debito legato alla droga. È quanto emerso a Santa Croce Camerina, dove i carabinieri del nucleo operativo di Ragusa hanno eseguito 2 arresti domiciliari, 3 obblighi di dimora e denunciato 3 persone. Al centro dei fatti 2 famiglie, una tunisina e una italiana. Una vera e propria faida, partita lo scorso dicembre, quando la famiglia tunisina, residente da anni in paese, ha denunciato un tentativo di estorsione legato a un presunto debito di droga contratto dal figlio maggiore. Secondo quanto ricostruito, la famiglia italiana avrebbe richiesto con insistenza il pagamento, con toni minacciosi e attraverso i social, dando vita a una scia di violenza culminata con 2 risse, una delle quali in piazza Vittorio Emanuele II, con un giovane ferito da arma da taglio. Durante l'operazione sono state eseguite diverse perquisizioni e 3 persone sono state denunciate per il loro coinvolgimento nelle risse. Le accuse sono ancora al vaglio degli inquirenti. A Caltanissetta denunciati 2 cittadini georgiani usavano il metodo della colla per essere certi che nell'appartamento da svaligiare non ci fosse nessuno e per giorni sono stati l'incubo dei nisseni. Rita Cinardi. Utilizzavano il metodo della colla applicata tra le porte montanti al fine di verificare la presenza in casa dei proprietari, nel tentativo poi di passare all'azione e mettere a segno il furto in appartamento. Per giorni la loro presenza in città ha preoccupato e non poco i cittadini nisseni, ma adesso sono stati individuati e denunciati dalla squadra mobile di Caltanissetta. Si tratta di 2 cinquantenni provenienti dalla Georgia che sono stati individuati grazie al sistema di videosorveglianza installato in un palazzo e consegnato alla polizia da uno dei residenti. In quel caso il furto non si era consumato poiché i 2 cinquantenni, già noti per i loro precedenti in materia di reati contro il patrimonio, una volta notate le telecamere si erano date alla fuga. In un'altra occasione 2 georgiani erano stati identificati dai carabinieri mentre uscivano da un altro condominio e trovati in possesso di un tubetto di colla. Nei giorni scorsi tra i cittadini nisseni si era creato un certo allarme sociale, soprattutto in seguito alla diffusione sui canali social di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza che erano state divulgate dagli stessi residenti al fine di mettere in guardia i loro concittadini. Le indagini però non si fermano e sono al vaglio degli investigatori altre eventuali responsabilità. Oggi è il 36esimo anniversario dell'omicidio mafioso dell'agente di polizia Antonino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, incinta del loro primo figlio. Il duplice delitto è avvenuto il 5 agosto 1989 a Villa Grazia di Carini. In mattinata i parenti delle vittime hanno partecipato alla commemorazione con il questore di Palermo Calvino, che ha deposto una corona di fiori sul lungomare. Il padre dell'agente, Vincenzo Agostino, morto l'anno scorso, lo state vedendo in quella foto, si è battuto a lungo alla ricerca di giustizia e verità e lo ricorderemo tutti con la lunga barba bianca in segno di protesta per le risposte che non arrivavano. Il sindaco di Palermo La Galla ha detto: ci sono ancora troppe ombre. Arriva una soluzione per garantire stipendi e futuro ai dipendenti dell'Opera Diocesana Assistenza di Catania, da 7 mesi senza stipendio. L'ente darà in affitto il ramo sanitario, quello che è inattivo. Presto ci sarà una gara e il settore sarà dato a chi potrà fornire garanzie, appunto, ai lavoratori. Adelaide Barbagallo. Potrebbe arrivare a breve una soluzione per i circa 300 lavoratori dell'Opera Diocesana di Assistenza di Catania, da 7 mesi senza stipendio ma in sofferenza da tempo per mensilità negli ultimi anni date col contagocce. Una situazione difficile per i lavoratori scesi più volte in strada a manifestare, ma altrettanto per l'Oda, uscita da un periodo di commissariamento gravata da circa 60 milioni di debiti e con la consapevolezza di non poter abbandonare al loro destino 1.500 assistiti. Da qui la decisione di indire un bando per l'affitto del ramo d'azienda sanitario, il più appetibile, quello che registra utili e per il quale già si sarebbero fatti avanti dei soggetti che hanno mostrato interesse. All'Oda resterebbero la formazione, il ramo socio-assistenziale, ma anche i debiti, che potrebbero essere sanati con il cospicuo patrimonio immobiliare dell'ente. Lunga e tortuosa la storia dell'Oda. Nel 2017 sembrava si stesse uscendo dal tunnel, con i lavoratori che potevano trarre un sospiro di sollievo, ma 2 anni fa la sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo di lavoro che riconosce un aumento salariale di circa il 16% con effetto retroattivo ha determinato un costo aggiuntivo di 6 milioni di euro.
Recentemente l'assessorato regionale alla sanità ha proposto un adeguamento del 3,5%, che però è assolutamente insufficiente, dice Loda, per coprire i costi superiori di oltre 4 volte. E poi c'è l'oltre 1 milione che l'ente assistenziale aspetta dalla regione. A giorni dell'intrigata vicenda e della svolta annunciata per assicurare stabilità a lavoratori assistiti si saprà di più. Restiamo a Catania, in arrivo una svolta epocale sui rifiuti. Approvato il nuovo regolamento che disciplina conferimento e raccolta. L'assessore Pesce mancava dal 2012 per i condomini con più di 30 famiglie, tornano i cassonetti, ma carrellati per la differenziata. Tonino De Mana. 28 consiglieri su 28 lo hanno votato. Catania si è così dotata di un regolamento comunale che mancava dal 2012. Basta ed avanza per capire l'importanza del provvedimento e le ricadute sulla città. Definiti ruoli, competenze, obblighi e diritti dei cittadini. Nasce anche l'Osservatorio Comunale dei Rifiuti. Un organo terzo di garanzia, rappresentativo di esperti, di rappresentanti di associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, che vigilerà su come avviene la raccolta dei rifiuti, su come l'assessorato, la direzione opera appunto per migliorare il servizio. Si estende il sistema di raccolta domiciliare porta a porta e tornano i carrellati, come vedete in questo condominio di Viale Mario Rapisardi. I condomini che hanno almeno 30 condomini potranno realizzare al proprio interno delle isole ecologiche. Novità per i nuovi esercenti. Sarà obbligatorio avere uno spazio interno da riservare, di adeguate dimensioni, riservare per la raccolta dei rifiuti. Nel caso non sia possibile, è possibile avere un'area pubblica anche a distanza fino a 400 metri dalla propria attività. Per i vecchi esercenti cambia qualcosa. Laddove insistono più esercizi commerciali, creare delle piccole isole ecologiche per consentire a loro di conferire facilmente, a noi di raccoglierli. Sanzioni severe per chi imbratta e per chi non rispetta gli orari di raccolta. Finale in Viale Mario Rapisardi. In questo video il fossato degli anni scorsi. Queste invece le immagini di oggi con il nuovo marciapiede. L'assessore Pesce ne prende atto e ringrazia. Oggetto di tanti vostri interventi, giustamente servizi televisivi, servizi giornalistici, anche proteste da parte dei cittadini stessi, che poi erano loro stessi che conferivano. Qui ecco, con l'isola ecologica evitiamo tutto questo e rendiamo più pulito, più decoroso questo marciapiede, quindi questa strada. Ma la battaglia per la legalità continua. Lasciamo Catania, passiamo all'attualità politica. Manlio Messina, deputato nazionale, ex assessore regionale al turismo in Sicilia, in una nota spiega la recente scelta di lasciare Fratelli d'Italia. Da più di un anno, dice, la stampa alimenta unilateralmente il sospetto di condotte illecite, illegittime o eticamente discutibili a me attribuibili, nonostante l'assenza di riscontro e in direzione opposta alle valutazioni della magistratura. Ed ecco il passaggio più significativo. Testuale: ho vissuto un costante processo di emarginazione dal partito. Messina sottolinea ancora di aver ricevuto il 29 luglio dalla Procura di Palermo la comunicazione di non essere indagato nei procedimenti penali che hanno coinvolto tra gli altri alcuni esponenti di Fratelli d'Italia. Così Messina. Passiamo alla guerra dei tornelli e delle recinzioni. Spazio a nuovi concessionari. Il comitato Liberiamo Mondello, Palermo, mette in campo una serie di azioni legali contro il semimonopolio di una società italo-belga. A fronte di un canone di 50.000 euro, dicono, portano a casa utili per quasi 1 milione. Lorena Dolci. Una distesa di lettini e ombrelloni a pagamento, la recinzione che delimita la spiaggia e il mare che avanza ogni anno, e poi i tornelli per accedere a quella che era la spiaggia gioiello dei palermitani, oggi riservata solo a quelli disposti a pagare una trentina di euro. E l'estate della guerra ai tornelli scatenata dal deputato di controcorrente Ismaele Lavardera, che lancia il comitato Liberiamo Mondello. Liberarla da chi? Da quei soggetti che pensano che la spiaggia debba essere di privati a discapito
dei cittadini che hanno necessità di rendere questa spiaggia fruibile ai siciliani. Nei giorni scorsi sono arrivati i controlli di Guardia Costiera e Finanza, ma per il comitato è solo la punta dell'iceberg. Le concessioni qui a Mondello sono tutte quante scadute, le proroghe sono state dichiarate illegittime tanto dal giudice amministrativo che dalla Corte Costituzionale, pertanto tutto quello che c'è dietro le mie spalle è abusivo. Dalla prima riunione il comitato mette in campo tutta una serie di azioni legali. La segnalazione all'antitrust, perché nei fatti l'italo-belga gestisce gran parte dell'arenile di Mondello in una situazione appunto di monopolio, e potremo fare probabilmente anche un ulteriore esposto alla Corte dei Conti, alla Procura regionale della Corte dei Conti per danno erariale, perché a fronte di un canone di poco più di 50.000 euro annui la società porta a casa utili per quasi 1 milione di euro. L'obiettivo è dare spazio ad altri operatori attraverso nuovi bandi, ma anche ridurre le concessioni a favore di spazi liberi più ampi. Stromboli, le ambulanze ci sono e sono 2, ma non sono utilizzabili. Intanto a Messina è in corso l'ispezione della commissione chiesta dal presidente della regione Schifani all'ospedale Papardo, dopo il soccorso in moto Ape del giornalista Francesco Viviano proprio a Stromboli. Il servizio è di Francesco Triolo. Il caso delle ambulanze alle Isole Eolie è scoppiato dopo quanto accaduto a Stromboli al giornalista Francesco Viviano, soccorso con una moto Ape dopo la frattura del femore. Una normalità, dicono da quelle parti, per svariati motivi, e che si ripete per tutto l'anno, non solo d'estate. In questa stagione però, con l'affluenza di migliaia di turisti, i disagi non sono solo per la piccola comunità eoliana. Sull'isola c'è un'ambulanza, è quella dell'ASP, ma per le sue dimensioni non può passare in tutte le strade. Normalmente c'è anche un'altra ambulanza della Croce Rossa che è considerata adatta, ma in questi giorni è in manutenzione e tornerà a Stromboli solo a metà agosto. Sono stati predisposti dei bandi per affidare il servizio di emergenza-urgenza, ma non sono andati a buon fine. Dall'ASPA al momento silenzio assoluto, nonostante il management sia stato interpellato e sia in corso proprio in questi giorni un'ispezione voluta dal presidente della regione Schifani e predisposta dall'assessore Faraoni, sia per l'ambulanza a Stromboli sia per quanto avvenuto all'ospedale Papardo, quando il giornalista Viviano è arrivato in soccorso. La commissione del DASOE dovrà accertare la responsabilità sia sulla mancata predisposizione di un'alternativa al mezzo di soccorso guasta alle isole che su eventuali ritardi nella presa in carico del paziente all'ospedale messinese, dove ha atteso 4 ore prima di essere trasferita al Policlinico di Messina. Il Tribunale di Agrigento ha sospeso il fermo amministrativo per la nave ONG Aurora della Sea-Watch. L'imbarcazione era stata bloccata dopo che il 14 luglio scorso aveva soccorso 70 persone ed era approdata a Lampedusa, nonostante le fosse stato assegnato come porto sicuro di sbarco Pozzallo. Per il giudice il capitano ha rispettato il diritto internazionale, portando in salvo 70 persone. Alcamo, sul focolaio di tubercolosi recentemente scoppiato, interviene l'azienda sanitaria dei Trapani. Sottolinea che i casi accertati al momento sono soltanto 4. Però la stessa azienda conferma che 12 persone sottoposte a 2 test per individuare il batterio sono risultate positive. Laura Spanò. Nonostante le rassicurazioni dell'azienda sanitaria trapanese, che scrive che ad oggi ad Alcamo i casi accertati di tubercolosi attiva sono 4, di cui 2 adulti e 2 minori, tra cui una bambina di 11 mesi, e che tutti sono stati sottoposti a terapie e presi in carico dalle strutture competenti, in realtà nella stessa nota l'azienda scrive che nel corso dell'indagine epidemiologica sono stati individuati 24 contatti stretti e che sono stati sottoposti a screening tramite test di Mantux o Quantiferon. Di queste 5 persone sono risultate positive al test Mantux e 7 al test Quantiferon, quindi complessivamente 12 persone. In via prudenziale e seguendo il principio di massima precauzione, l'unità operativa epidemiologica e sorveglianza sanitaria delle malattie infettive dell'ASP di Trapani ha esteso la presa in carico anche ai soggetti della struttura IPAB frequentata da uno dei minori. Tra i 31 soggetti sottoposti a screening con Mantux, tra adulti e minori, 4 sono risultati positivi. 2 delle 4 persone risultate positive avevano comunicato una pregressa TBC. Per tutti è stata avviata la terapia farmacologica. L'allarme era scattato il 6 giugno scorso. Si trattava di un uomo di 28 anni che aveva trasmesso l'infezione alla moglie e ai 3 figli minori.
L'unità operativa epidemiologica guidata da Gaspare Canzoneri si è messa subito in moto per mappare i contatti e arginare la diffusione del batterio e sta seguendo l'evolversi della crisi sanitaria. Ad oggi sono oltre 100 le persone oggetto di accertamenti. Voltiamo pagina, siamo al Belcanto, a Trapani, successo per la Carmen. L'opera di Bizet è andata in scena al Teatro di Stefano. Orazio Longo. Ossessionata dal destino che si intreccia tra uomini e superstizioni, religione e paganesimo, nell'estate trapanese va in scena la Carmen di Bizet al Teatro Giuseppe Di Stefano. Una Carmen rivoluzionaria, anarchica, in aperta sfida con la morale borghese nell'allestimento del francese Pierre-Emmanuel Rousseau, che firma una lettura dell'opera a tinte forti e fedele allo spirito autentico del personaggio. Ad interpretare Carmen Chiara Tirotta, a dirigere l'orchestra dell'ente Luglio Musicale Trapanese Manuela Ranno. Promossa anche un'esperienza culturale inclusiva per il pubblico non vedente e ipovedente attraverso percorsi tattili e guide in braille con QR code per accedere a contenuti audio dedicati. Sciacca risplende con Caravaggio, inaugurata al Teatro Samonà, una mostra evento con 22 opere del maestro del chiaroscuro, compresa una sua rarissima tela, un segnale di forte rinascita culturale per la città. Davide Sardo. Un viaggio tra ombre e bagliori nel segno del genio. Sciacca rende omaggio a Caravaggio. Nel rinnovato foyer del Teatro Popolare Samonà è stata inaugurata la mostra Caravaggio tra l'oscurità e la luce. In esposizione 22 capolavori cavaraggeschi, tra cui la straordinaria Incredulità di San Tommaso, una delle due versioni autenticate del celebre dipinto di Michelangelo Merisi, custodita in una collezione privata. Accanto alle opere ispirate al maestro lombardo, anche i lavori di Baglione, Manfredi e Gentileschi, artisti che ne hanno raccolto e reinterpretato l'eredità. Abbiamo un evento nell'evento, ossia l'inaugurazione di questa mostra di Caravaggio, importantissima, ma incastonata in questa grande struttura che è stata croce e delizia per la nostra città. Speriamo adesso di farla diventare veramente un punto di riferimento e polo culturale d'eccellenza di questa città. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 14 dicembre con ingresso gratuito, un'occasione per cittadini, scuole e turisti di riscoprire il fascino del barocco attraverso la potenza visiva del chiaroscuro. Breve pausa, tra poco per il calcio il Palermo in attesa dell'amichevole di lusso con il Manchester City e il Catania domenica al Massimino per un'altra amichevole. State con noi, vi aspetto. Il Palermo in attesa del City pensa a Gomis in porta in casa Catania, a breve si tornerà al lavoro per preparare gli esordi nelle gare ufficiali e in vista dell'amichevole di domenica al Massimino. Marco Carli. Il City all'orizzonte sabato, l'Anglo Palermitan Trophy, pienone al Barbera. Con gli inglesi ha giocato prima di trasferirsi in rosanero il difensore Gomez. Penso che il sogno di ogni calciatore sia giocare contro questo tipo di squadre per mettere alla prova il proprio livello, sia individuale che collettivo. Siamo felici di poter affrontare una partita così. Sono stato bene al Manchester City, sarà bello rivedere alcuni volti che conosco già, è una sensazione piacevole. Sul mercato i rosanero sembrano orientati a mantenere Gomis come primo portiere, dunque si allontanerebbe Klinsmann. Lund va al Colonia, manca solo l'ufficialità. Il Catania è pronto a riprendere a breve a lavorare in vista dei primi impegni ufficiali in Coppa Italia e campionato e al primo contatto casalingo con i tifosi in occasione dell'amichevole con il Valletta FC in programma domenica al Massimino con la presenza di Pellegrini allo stadio. Sul mercato la società lavora per apportare novità all'organico magari prima della partita con i maltesi, quando si terrà la presentazione della squadra dopo il lancio social delle nuove maglie. Il nome caldo è sempre quello di Aloy dalla Ternana. Da valutare la posizione di Di Gennaro ma anche di Jimenez, con l'italo spagnolo si tratta per il rinnovo, visto il valore del giocatore, la sua capacità di ricalcare più ruoli. Se non ci sarà accordo potrebbe essere messo sul mercato, visto che la scadenza del suo contratto è del giugno del 2026, a patto che arrivi una proposta adeguata, se no si proseguirà insieme comunque. A Siracusa arriva il difensore lituano Sapola, oltre al mediano Frosali, entrambi classe 2006 dal Pisa. A Trapani, Camporese, centrale del Milan futuro, è un obiettivo, ma bisogna vincere la concorrenza di altri. Necessario sfoltire la rosa, in uscita Ruggiero e Celiento. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per altre notizie alle 20. Grazie e buon pomeriggio.